programma offerto da Thun Shop Bari in Centro, il negozio Thun per eccellenza nel centro della città di Bari. Accoglienza, assortimento, professionalità fanno la differenza. Thun Shop Bari in Centro è in via Calefati 61, angolo via Sparano, Bari. Thun Shop Bari in Centro, il cuore Thun pulsa nel centro della tua città. E tra gente che gesticola con le armi e tra i nuovi santi illuminati al neon sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello yankee tipo fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione lo studente che si interroga da sé. Un saluto a tutti i telespettatori di Apulia Web Channel e benvenuti al consueto appuntamento con l'approfondimento, che oggi tratterà un tema di cronaca e in particolare parleremo della notizia che sta tenendo banco su tutti i telegiornali nazionali e che riguarda la richiesta alla Giunta delle autorizzazioni di procedere all'arresto del senatore Alberto Tedesco per fatti collegati a reati relativi a scandali nella sanità pugliese commessi dall'attuale senatore Tedesco allorché egli era assessore alla sanità della regione Puglia sotto l'attuale presidenza di Nichi Vendola. L'indagine riguarda una serie di fatti di corruzione, concussione e frode e abusi commessi dall'attuale senatore, allora assessore Alberto Tedesco, in concorso con alcuni dirigenti ed imprenditori che il senatore Tedesco avrebbe favorito allorché egli era per l'appunto assessore alla sanità. Quello che ci interessa oggi discutere non è tanto il fatto di cronaca, perché è uno dei fatti ordinari ai quali oramai siamo abituati sin dall'epoca di Mani Pulite, ma quello che vogliamo invece chiederci è se effettivamente sussistano ancora oggi quelle esigenze cautelari che giustificherebbero l'arresto per l'appunto del senatore Alberto Tedesco quando sono ormai decorsi numerosi mesi dal fatto reato e quindi da quando il senatore Alberto Tedesco è stato iscritto nel registro degli indagati. Così per far conoscere ai telespettatori diciamo un po' cosa prevede l'articolo 274 del codice di procedura penale in merito alle misure cautelari. Intanto diciamo che le misure cautelari personali possono andare dalle misure più gravi, che sono per l'appunto la custodia cautelare in carcere, fino alle misure più blande, che sono per l'appunto gli arresti domiciliari, l'obbligo di firma, l'obbligo di non uscire dal comune oppure di non entrare in un determinato comune. All'interno di queste misure, a seconda della gravità del reato e a seconda delle esigenze cautelari, la procura e quindi il GIP o il tribunale, a seconda della fase del grado del giudizio, possono applicarle all'indagato. Ora, quando sono applicabili le misure cautelari? Dice l'articolo 274 del codice di rito per l'appunto che le misure cautelari si applicano quando sussistano tre condizioni. La prima è quando c'è la possibilità di inquinamento delle prove da parte dell'indagato. La seconda è quando c'è un concreto pericolo di fuga da parte dell'indagato. La terza è quando c'è il pericolo che l'indagato possa commettere reati della stessa indole. Ora, per quanto riguarda la prima esigenza cautelare, cioè l'inquinamento di prove, essendo oramai decorso tanto tempo da quando il senatore Alberto Tedesco è stato iscritto nel registro dei indagati per questi fatti reati, riteniamo francamente che tutte le prove siano state raccolte, tant'è che a breve, dice la procura, si arriverà agli avvisi al 415 bis, cioè all'avviso di conclusione delle indagini, per poi procedere alle richieste di rinvio a giudizio. Quindi senz'altro non sarebbe sussistente quella condizione di cui alla lettera A dell'articolo 274 del codice di rito. Per quanto riguarda la lettera B, cioè il pericolo di fuga, ovviamente questo è scongiurato dal momento che il senatore Alberto Tedesco, oggi senatore, non si è dato alla fuga neppure quando era assessore già iscritto nel registro degli indagati e non ancora eletto a senatore della Repubblica in modo da poter usufruire di una serie di privilegi, tra cui per l'appunto l'immunità di cui godono i parlamentari della Repubblica Italiana. Il terzo motivo, che è quello che è stato invece posto a sostegno del Tribunale del riesame dopo e della Procura prima, è appunto il pericolo che si possano reiterare gli stessi reati da parte del senatore. Allora,
A questo punto noi dobbiamo chiederci: è credibile che un senatore della Repubblica già indagato per questi fatti continui sulla stessa strada e quindi aggravi la sua posizione perpetrando il reato come se stessimo parlando di un delinquente abituale, un delinquente per l'appunto abituale e criminale, per cui è talmente collegato al suo reato che nonostante l'indagine, nonostante oramai i fatti siano emersi allo scoperto, continui a perpetrare sulla stessa strada. Francamente lo riteniamo molto difficile. In più è da dire che questi fatti erano commessi tramite altri soggetti, quindi in concorso, per cui evidentemente anche gli arresti domiciliari nei confronti del senatore evidentemente non eviterebbero a quei soggetti che comunque beneficiavano dell'intervento del senatore di perpetrare nel loro reato, ove mai ciò fosse possibile. E fermo restando che poi forse sarebbe più utile applicare delle misure reali, quindi sottoporre a sequestro le aziende, i beni e tutto ciò che effettivamente poteva consentire al senatore o a chi per lui di continuare a perpetrare questi reati. E quindi bisogna chiedersi, in realtà, è vero che necessita questa misura cautelare nei confronti del senatore, oppure questa misura cautelare in realtà non serve semplicemente per creare quella cosiddetta giustizia spettacolo, quella visibilità alle procure che talvolta vogliono apparire proprio attraverso questi arresti di personaggi illustri della politica? Beh, questo dobbiamo chiedercelo, perché effettivamente dobbiamo far sì che le misure cautelari siano richieste quando effettivamente delle esigenze cautelari siano necessarie, e non soltanto per forme di giustizia spettacolo che servano soltanto per dare visibilità a certe procure, ovvero a certi procuratori. Pensiamoci e riflettiamoci. Salve a tutti, alla prossima. E tra i nuovi santi illuminati al neon sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello yankee tipo fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé